e ora presentandolo alla Madre nell'ultima volta, perché contempli il corpo del Figlio, ma soprattutto il corpo del Redentore. O Padre, che per mezzo del tuo Figlio ci hai comunicato la fiamma viva della tua gloria, benedici questo fuoco nuovo, fa che le feste pasquali accendano in noi il desiderio del cielo e ci guidino rinnovati nello Spirito alla festa dello splendore eterno, per Cristo nostro Signore. Cristo, ieri e oggi, principio e fine, Alfa e Omega. A Lui appartengono il tempo, i secoli, a Lui la gloria e il potere, per tutti i secoli in eterno. Amen. Lumen Christi, Deo gratias. Lumen Christi, Deo gratias. Discenda, Padre, in quest'acqua, per opera del tuo Figlio, la potenza dello Spirito Santo. Tutti coloro che in essa riceveranno il battesimo, sepolti insieme con Cristo nella morte, con Lui risorgano alla vita immortale. Per Cristo nostro Signore. Amen.